Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, buon sabato a tutti voi. Primo sabato di settembre, sta per arrivare l'autunno con tutto ciò che questo comporterà, dai nuovi virus anche influenzali che arriveranno. Parleremo di Covid anche in questa edizione del nostro telegiornale, poi parleremo di caro scuola, caro libri, caro cancelleria, caro vita per le nostre famiglie. Tanti gli argomenti che affronteremo in questa nostra diretta. Vi ricordo che saremo insieme fino alle 13:30, ma partiamo dal tema della sicurezza, la sicurezza che ci porta nel Veneziano. Siamo in quartiere Pertini, per noi c'è la nostra Ilaria Marchiori, proprio perché stanno per iniziare le scuole. C'è una emergenza, la mancanza di nonni vigili in un quartiere delicato come il Pertini, di cui abbiamo spesso e sovente parlato. Ci dice tutto la nostra Ilaria, che vedo già collegata. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui proprio in quartiere Pertini a Mestre insieme al presidente del comitato Pertini, Giorgio Rocelli, perché appunto, come hai già anticipato, il Rione sta cercando nonni ma anche nonne vigili. Pensate, l'appello è aperto sia agli uomini che alle donne, giusto Rocelli? Giustissimo, cerchiamo volontari, e in questo caso le donne che si dimostrano sempre molto attive. Bene, le vogliamo vedere anche su questo campo. D'altronde si tratta di accompagnare i ragazzi all'interno delle scuole in estrema sicurezza, e quindi chi più delle donne sarebbero adatte a questo servizio? Ecco, quindi con la nostra paletta invitiamo le donne di aderire a queste iniziative che sono meravigliose. Ecco perché allora adesso voi crederete che noi potessimo anche esserci preparati. Non è così, ma pensate che proprio in questo momento è arrivata una donna che vuole candidarsi a nonna vigile. Eccola qui insieme a noi, la signora Marina, se non erro, giusto? Allora, signora Marina, cosa l'ha spinta a venire qui per candidarsi? Ma era un pezzo che pensavo di fare qualcosa di utile per la comunità. Poi i bambini mi piacciono molto, per cui è caduto proprio a fagiolo, perché questa mattina ho ricevuto il messaggio dal presidente. E quindi lei qui si è messa a disposizione. Rocelli, venga qui. È la prima candidata, la prima persona che si è presentata? Questa mattina sì, ma sto aspettando anche altre persone, e faccio l'appello: chi ha del tempo libero venga al Pertini, ci sono tantissime attività e c'è molto da fare. Ecco, spieghiamo quali sono anche gli orari in cui c'è necessità di queste figure. Ovviamente la mattina da una certa ora in poi anche all'orario dell'uscita. Sì, le scuole, dobbiamo seguire l'orario delle scuole. Arrivano i bambini e con questa palletta che vedete noi blocchiamo il traffico e facciamo passare i bambini in andata e ritorno, e se ci sono scuole che hanno il pomeriggio facciamo anche il servizio pomeridiano. Di quanti candidati, o meglio, di quante persone ci sarebbe bisogno? Ci sarebbero bisogno di molte persone, non solo per la questione dei nonni vigili, ma in questo caso parliamo di nonni vigili. Ci sarebbe la necessità, almeno in provincia di Venezia, di almeno un altri 15 nonni vigili. Ci sono molte scuole, c'è molto da fare, quindi dai, faccio l'appello a tutti voi, se avete del tempo libero venite, è bello e avrete anche delle belle soddisfazioni. Tra l'altro, l'ultima domanda alla signora Marina: non è usuale in realtà vedere una nonna vigile? Solitamente vediamo sempre i maschietti, diciamo, ricoprire questo ruolo, quindi lei è stata anche, insomma, in qualche modo coraggiosa. Esatto, mi ha rubato le parole dalla bocca, perché sono stati i miei pensieri. Infatti di solito vedi persone, uomini di una certa età, difficilmente vedi donne. E quindi cosa l'ha spinta? Il poter fare qualcosa di positivo, qualcosa che possa far aiutare soprattutto poi i bambini, una marcia in più, insomma.
Ecco sì, proprio un aiuto alla comunità. Sono tanti i bambini anche Rocelli, bambini ma anche ragazzi, perché comunque ancora magari alle scuole medie c'è bisogno di dare una mano, anche perché non sono proprio strade così secondarie queste. No, sono strade anche centrali. Marghera abbiamo senz'altro tutta la zona, diciamo, del Mestrino, a Favaro, a Campalto, a Zellarino, quindi sono parecchie le scuole che ci apprestiamo a seguire e a fare questo servizio. Ecco perché ci servono parecchi nonni e nonne vigili, nonne, datevi da fare, nonne. Ecco, allora avete sentito l'appello, questo appello che appunto è rivolto a nonne e nonni. Qui ci si deve presentare qui in quartiere Pertini, il punto di riferimento è il signor Rocelli, dunque i tempi stringono perché la scuola sta per iniziare, si fa appello alla buona volontà proprio in questo caso di tutte le nonne e i nonni del territorio, che ovviamente hanno la disponibilità e sono anche ovviamente in buona salute per poter prendere parte a questo servizio. Ringrazio la signora Marina, che a questo punto credo sarà una delle prime nonne vigile qui del territorio, e qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori. Continuiamo a parlare di sicurezza in altri termini, evidentemente. Siamo nel Vicentino, Campomarzo, nella zona della stazione ferroviaria di Vicenza. Si è appena conclusa una maxi operazione della questura, resta alta però la tensione su una delle zone più degradate della città e della quale in diversi casi ci siamo occupati, raccontandovi di arresto di spacciatori che poi ritornano in libertà. Per noi con il questore c'è Carlo Inghilleri da Vicenza. Carlo, buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno al questore di Vicenza, il dottor Paolo Sartori. Siamo proprio alla fine di 2 giornate di sicurezza non stop, con una maxi operazione ad alto impatto sulla città. Ma oggi, con questo fine settimana, si guarda già al futuro, alla prossima settimana, e soprattutto a quelle che sono le zone del degrado di Vicenza, quindi Campomarzo, il Quadrilatero, delle zone su cui il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, ha insistito anche in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza perché ci sia una particolare attenzione e anche una insistenza delle operazioni delle forze dell'ordine. Che cosa farete nelle prossime ore? Le operazioni che si sono concluse ieri sono state organizzate proprio e predisposte con una mia ordinanza proprio a seguito di quello che è stato concordato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. È chiaro che, come ha detto giustamente lei, le zone di Campomarzo e del Quadrilatero sono particolarmente sensibili, ma questo non vuol dire che lasceremo sguarnita il resto della città e il resto della provincia. Sono in fase di organizzazione anche per la prossima settimana altre operazioni simili, che sicuramente, per poter avere un effetto duraturo ed efficace, occorre che vengano accompagnate anche dalla predisposizione di azioni nel campo del sociale, nella lotta al degrado, nella tutela degli immobili abbandonati per evitare che diventino centri di bivacco, comunque di consumo e di spaccio di stupefacenti. Proprio per questo motivo le forze da mettere in campo sono ampie e non basta e non è sufficiente solamente un intervento da parte delle forze di polizia, e in questo senso si è discusso e si è concordato in sede di comitato. Ecco, certo è che Campomarzo e la zona del Quadrilatero, che sono Viale Milano, Viale Torino, Via Genova e Via Firenze, proprio attorno alla stazione ferroviaria di Vicenza, lì avete insistito più volte con diverse operazioni, eppure continuate a trovare sempre qualche pregiudicato, c'è sempre qualche episodio di degrado o di piccola criminalità. Ecco, da questo punto di vista si può parlare di criminalità, di piccola criminalità ostinata, cioè la vostra è la strategia del martello pneumatico, bisogna continuare a insistere? Assolutamente sì, anche se noi siamo certi che non esistano fenomeni di criminalità stanziale, organizzata e strutturata. Si tratta di piccoli episodi che solitamente vengono identificati, individuati e perseguiti dalle forze dell'ordine, ma che molto spesso accadono in quella zona, perché quella zona, anche per la vicinanza alla stazione di treni, il fatto che comunque esiste un parco con una folta vegetazione, ecco, sono
zone che si prestano a questo tipo di attività, e proprio per questo motivo occorre, come dicevo prima, intervenire sistematicamente, è quello che stiamo facendo con le forze di polizia, ma occorre anche adottare dei provvedimenti di natura urbanistica o di carattere sociale, proprio per evitare che determinate persone, determinati personaggi che creano criticità e problemi all'ordine e alla sicurezza pubblica possano frequentare sistematicamente queste aree. Bene, quindi insomma la parola passa anche alle istituzioni, alla politica al sindaco con la sua giunta, perché appunto adotti questi provvedimenti di urbanistica e di politiche sociali per risolvere questo problema. Il problema appunto è un problema molto complesso con molte sfaccettature, e occorre, per poterlo risolvere in maniera duratura, sistematica ed efficace, occorre che ciascuno intervenga per quello che è il settore di competenza. Bene, e la Polizia di Stato bisogna dire che lo fa molto bene, le forze dell'ordine lo fanno molto bene, quindi ringraziamo il questore di Vicenza, il dottor Paolo Sartori. Direi che da Vicenza per il momento è tutto, avete sentito la notizia, nella prossima settimana continueranno le operazioni di sicurezza ad alto impatto a Vicenza. Grazie al questore, restituisco la linea allo studio. Grazie Carlo Inghilleri e al tuo ospite. Allora noi restiamo con la cronaca proprio nel territorio vicentino, siamo a Schio, un uomo ubriaco ha minacciato i gestori di un bar con un coltello, è scattato il daspo urbano, un altro degli strumenti che appunto in questo periodo sono maggiormente utilizzati in Veneto. Vediamo. Schio. In un bar del centro storico un 42enne ubriaco minaccia con un coltello da cucina i gestori del locale. Viene disarmato da alcuni avventori e si dilegua. I carabinieri, allertati dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, sequestrano l'arma utilizzata con lama lunga 11 cm e avviano le indagini che appurano che l'uomo aveva chiesto da bere, ma dato il suo evidente stato di alterazione alcolica aveva ricevuto un rifiuto. Identificato, è stato segnalato in stato di libertà per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. Per questo il questore di Vicenza ha firmato nei suoi confronti un daspo urbano con cui vieta al 42enne di accedere a una serie di locali del centro storico di Schio per 2 anni. La violazione del provvedimento è punita con una reclusione da 6 mesi a 2 anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro. Incidenti sulle strade del Veneto. Allora siamo nel Vicentino, restiamo nel Vicentino, siamo a Mossano, Barbarano Mossano, un uomo è uscito di strada e ha buttato giù un palo del telefono. Partiamo da qui. Barbarano Mossano, sulla strada provinciale 8, Berico Euganea, che nel paese prende il nome di Via Rampezzana, un'auto finisce fuori strada in un campo agricolo. La macchina, fuori controllo, abbatte un palo del telefono e il conducente resta ferito. Qualcuno lancia l'allarme. Sul posto si precipitano i vigili del fuoco di Lonigo che mettono in sicurezza la vettura, mentre l'autista viene preso in cura dai medici e dagli infermieri del SUEM 118 che, dopo avergli prestato le prime cure, lo portano in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente per ricostruirne la dinamica. Invece l'ultimo incidente in ordine di tempo ci porta nel Bellunese. Siamo sulla strada che in qualche modo costeggia, lambisce il lago di Santa Croce, dove ha perso la vita un motociclista del Veneziano, una frenata lunga 5, forse 6 metri dopo un sorpasso ad una velocità che i 2 motociclisti che hanno assistito alla tragedia hanno giudicato di crociera. È avvolto ancora nel mistero l'incidente in cui ha perso la vita Massimo Rosa, 65 anni, veneziano di dorso duro. L'uomo si è schiantato contro le barriere del guardrail all'altezza di una semicurva poco dopo il capitello dedicato a Sant'Antonio. L'incidente è accaduto ieri alle 17:30. I primi a chiamare i soccorsi sono stati 2 motociclisti che Rosa aveva appena superato in sella alla sua Suzuki 1000. Ai sanitari del SUEM non è rimasto che constatare il decesso dell'uomo, che è stato trasferito nella camera mortuaria del San Martino. Il traffico sulla Lemagna è stato evidentemente interrotto in un paio d'ore. Nell'immagine vedete proprio il luogo dell'incidente. Massimo Rosa era un ex dipendente della Sacaim ed era stato sindacalista della Fenel Will fino a una decina di anni fa. L'uomo viveva solo a Dorso Duro, lascia un fratello che risiede all'estero.
Ed ora con le immagini andiamo all'aggressione agli agenti di polizia penitenziaria del Due Palazzi di Padova. Sono finiti in due in pronto soccorso. Oggi il sindacato di polizia Sappe ha preso una dura posizione. Erano intervenuti peraltro ancora un paio di settimane fa proprio per denunciare il sovraffollamento in cui versa il carcere Due Palazzi. Sappiamo che nel Padovano ci sono due istituti penitenziari e il Due Palazzi è quello in cui il sovraffollamento si sente maggiormente, evidentemente nei mesi estivi, quindi con la calura estiva le condizioni in cui vivono i carcerati sono le peggiori. Andiamo a vedere il servizio. Aggrediti da un detenuto marocchino di 29 anni che durante l'ora d'aria ha chiesto di rientrare al piano perché non voleva più giocare a calcio. Alla richiesta dell'agente di aspettare 5 minuti, il detenuto ha reagito colpendolo a calci e pugni, lui e un collega, fino all'arrivo della sorveglianza. Dopo gli episodi di lunedì, ancora violenza nella casa circondariale del carcere Due Palazzi di Padova, con 2 agenti costretti a ricorrere per l'ennesima volta alle cure del pronto soccorso per le ferite riportate. A denunciarlo le sigle sindacali della Polizia Penitenziaria. Giovanni Vonna, segretario triveneto del Sappe, punta il dito sulla gestione dei detenuti da parte del provveditorato di Padova. Quello che è accaduto è di una violenza inaccettabile, ci ricorda per l'ennesima volta quanto sia pericoloso lavorare in un penitenziario. Antonio Landino, CIS Padova e Rovigo, ricorda anche i continui rinvenimenti di telefoni cellulari sempre al Due Palazzi, segno, osserva, che la pena introdotta a ottobre 2020 non è sufficiente ad arginare questo fenomeno. Da Padova noi ora torniamo a Treviso. In questo momento, mentre vi stiamo parlando, è in corso una conferenza stampa convocata dal Partito Democratico, che a Treviso è all'opposizione. Sono tanti i temi e tra poco ci collegheremo proprio da Cassugana con la nostra Edi Calimana, ma intanto vi facciamo sentire che cosa ha detto ieri proprio da Cassugana il sindaco Mario Conte in merito a una delle emergenze, uno dei problemi che anche la comunità di Treviso sta vivendo, il caro vita e il caro scuola. Per noi bambini, famiglie, formazioni e scuola sono una priorità, quindi se dovremo sacrificare qualcosa per reperire delle risorse rinvieremo qualche opera pubblica, però di certo non metteremo in secondo piano i bambini, la scuola e le famiglie. Famiglia e scuola, un binomio oggi al centro non solo di una nuova emergenza costi, ma anche dei pensieri del sindaco Mario Conte. Libri, diari, zaini, materiale scolastico schizzato alle stelle, biglietti, abbonamenti dei trasporti lievitati. Un settembre che per la maggior parte delle famiglie trevigiane comincia con un gran peso sulle spalle e soprattutto con la calcolatrice alla mano. Solo il corredo base per uno studente infatti si aggira in media attorno ai 600 euro e se aggiungiamo dizionari e libri aumentati dell'8%, la spesa totale può superare i 1.200 euro. Quando si parla di scuola, quindi di formazione, quindi di giovani, di bambini, noi dobbiamo avere un occhio di riguardo e cercheremo insieme all'assessore di fare tutti gli sforzi possibili e immaginabili. Noi già quest'estate siamo riusciti a mantenere invariati per esempio i costi dei centri estivi, quest'anno siamo riusciti a mantenere invariati i costi delle mense e anche da un punto di vista del sostegno alle famiglie cercheremo di fare uno sforzo ulteriore. Una campanella, quella di settembre, che non suonerà solo per le aule scolastiche. Tanti giovani infatti che torneranno a vivere le piazze della città, aggregazioni a volte pericolose, come racconta l'ultimo episodio in Piazza Borsa. Forze dell'ordine accerchiate da una trentina di giovani, per lo più minorenni, durante un controllo per spaccio, insulti e minacce alla polizia, risultato 2 DASPO. Non è un tema legato alla sicurezza che è stata dimostrata esserci perché c'era sia le videocamere che la pattuglia, qui è una questione culturale e sociale. Succedono questi episodi di estrema maleducazione, di estrema mancanza di rispetto, a volte sfociano addirittura in reati e quindi è evidente che serve un nuovo modello sociale, in modo particolare per quei ragazzi troppo annoiati e troppo abituati a fare quello che vogliono. Noi abbiamo scritto ai ministeri, nel senso che secondo me deve esserci meno tempo libero al pomeriggio e più tempo impegnato in campi sportivi, palchi o associazioni a fare del bene. E allora da Cassugana con la nostra Edi Caliman, che vedo già collegata con l'opposizione, con lei c'è Marco Zabaia. Edi, buongiorno, eccoci.
Buongiorno Anna, come hai detto tu siamo a Casugana, nel giardino di Casugana, siamo qui con il gruppo del PD, dell'opposizione sostanzialmente della giunta di Treviso e siamo in compagnia, come dicevi, di Marco Zabai. Siamo qui anche li abbiamo intercettati nella loro presentazione della festa del PD che ci sarà dal 13 al 17 settembre proprio qui a Treviso, ma ricollegandoci al tema caldo di queste giornate chiediamo a Marco Zabai, come opposizione, come considerate le posizioni del sindaco Conte? Una posizione troppo blanda, mi diceva. Sì, diciamo che il sindaco ama girare attorno alle questioni e quando cerca di prenderla, diciamo, non riesce a cogliere il punto. Penso alla questione sull'accoglienza diffusa, in cui aveva promosso un protocollo di intesa che poi è stato smentito dal suo stesso partito. Penso agli aiuti che sono stati annunciati ma che ancora non vediamo arrivare alle famiglie trevigiane. Insomma, dal sindaco ci aspettiamo meno parole e più fatti, se vuole veramente esercitare il ruolo politico che lui dice di avere, addirittura con l'idea di candidarsi a guidare la regione nel 2025. Insomma. Caro scuola, caro vita, come voi come opposizione vedete le posizioni della giunta del sindaco Conte? No, di nuovo noi vediamo che non ci sono fatti concreti in questo momento. Finché non abbiamo una pianificazione, io mi aspetto che dal prossimo Consiglio Comunale che avremo il 14 di settembre di vedere già fin da subito delle delibere che vadano nel senso di contrastare questo che hai ben ricordato, il caro vita, il caro libri, e capire che tipi di aiuti pensa il Comune di far arrivare nelle tasche dei trevigiani. Capiamo bene una cosa, siamo in una fase difficilissima, l'Istat ci dice che stiamo perdendo di nuovo posti di lavoro, stiamo vedendo che le stime sul PIL stanno calando, quindi entriamo paradossalmente, nonostante gli annunci del governo, che è della stessa maggioranza del sindaco, in una fase di recessione tecnica. Cosa vogliamo fare? Il Partito Democratico, proprio durante la festa che avremo dal 13 al 17, proporrà diverse misure sociali. Noi partiamo prima di tutto dal rafforzamento del potere di acquisto con il salario minimo, ma abbiamo anche delle proposte a livello locale, in particolar modo per rafforzare i capitoli di bilancio che riguardano il sociale, che non devono assolutamente essere tagliati. E sulla tematica caro scuola, soprattutto ieri ai nostri microfoni il sindaco Conte ha detto per aiutare le famiglie, anche per fronteggiare questo caro vita che grava su appunto i nuclei familiari, anche e soprattutto delle fasce di reddito basse e medie. Come opposizione, il sindaco Conte diceva siamo pronti a tagliare sulle opere pur di aiutare le famiglie, cosa ne pensate? Ma allora, io penso che si possa ragionare innanzitutto sul moral suasion che può esercitare un comune capoluogo e soprattutto una parte politica che è la stessa che governa la nostra regione. Voi sapete che la regione ha la possibilità di mobilitare delle risorse aumentando certi tipi di aliquota di tassazione che permetterebbe di dare un sostegno fortissimo a tutto il capitolo del sociale in Veneto. Ecco, allora io credo che non debbano essere lasciati solo i sindaci di centrosinistra a chiedere questa cosa, ma il sindaco Conte dovrebbe aggiungersi. Dopodiché bisogna che prenda in mano il bilancio e da parte nostra siamo consapevoli che la coperta non è infinita e quindi per noi è importante l'idea di sostenere qualsiasi iniziativa sociale. Sulle opere io spero che lui non si facesse riferimento alle risorse che sono state dovute tirar fuori perché il governo è venuto meno agli impegni del PNRR per esempio, quindi staremo a vigilare. La sessione di bilancio si aprirà tra poco, quindi da parte nostra attendiamo di vedere questi annunci che ha fatto il sindaco nel concreto in che cosa si tradurranno e saremo puntuali anche nelle nostre proposte. Anna, un'opposizione compatta e un autunno che si preannuncia caldo sui tavoli di Casugana, quindi da Treviso se non hai domande io ti restituirei la linea. Grazie alla nostra Edi, non mancheremo evidentemente di monitorare la situazione. Grazie Edi, buon lavoro. Arrivederci a Marco Zabai, ci fermiamo per pochi secondi di pubblicità, tra pochissimo con noi in diretta il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, parleremo anche di Covid e vaccinazione. A tra poco.
Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Prima del break pubblicitario abbiamo sentito l'opposizione in Consiglio Comunale, diversi i temi. Ora voltiamo pagina, parliamo di sanità. Abbiamo visto ieri la posa della prima pietra del nuovo blocco urgenze ed emergenze dell'ospedale di Conegliano. Ora torniamo ad ascoltare il direttore generale dell'ULSS 2, che vedo già collegato, dottor Francesco Benazzi. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Grazie direttore per aver accettato questo invito. Ieri abbiamo avuto in diretta con noi Pregliasco, virologo, si è tornati a parlare di Covid che, possiamo utilizzare questo termine, sta rialzando la testa. Ci sono stati dei casi anche nelle RSA e le chiedo che cosa possiamo aspettarci per questo autunno. Ad oggi com'è la situazione casi Covid e quanto facile è riuscire a distinguere il Covid dai malanni, come dire, di influenza che già iniziano un po' a fare capolino anche in Veneto? Sì, allora buongiorno a tutti, grazie e buongiorno per darmi anche questa opportunità di spiegare, perché credo sia importante. Allora, qualche dato per capire la differenza dalla stagione 2022 alla stagione 2023. Noi nel 2022 avevamo, parlo dell'ULSS di Treviso, 1650 ricoveri per Covid. Stagione 2023 ad oggi, quindi come era 2022, abbiamo 114 ricoveri per Covid. La differenza qual era? Che nel 2022 avevamo tantissime persone, soprattutto persone anziane, gli over 75 e over 80, che erano in semi-intensiva, quindi avevano bisogno di ossigeno, o addirittura qualcuno in terapia intensiva. Oggi nessuno di queste persone ricoverate è in terapia intensiva, nessuna di queste persone ricoverate ha avuto del bisogno della semi-intensiva e naturalmente sono stati ricoverati perché erano con altre patologie, e quindi per sicurezza i colleghi del pronto soccorso hanno deciso di ricoverarli. Prova ne sia che sostanzialmente, anche lei ha citato giustamente il caso della casa di riposo di Ponte di Piave, ma non è solo questo, ne abbiamo avuto anche altri. Non è stata fatta pubblicità perché non aveva senso farla, perché vengono ben isolati all'interno delle case di riposo. Lei sa che vengono utilizzate le mascherine FFP2, c'è anche l'indicazione della Regione e del Ministero che dice che anche essendo positivi con l'FFP2 si può stare a contatto con le persone senza problemi. In questo caso, case di riposo, parliamo di persone fragili, ma che comunque si sono negativizzati nel giro di pochi giorni, perché inizia con una febbre che può arrivare anche a 38, 38,5, parte con mal di gola, un po' di tosse stizzosa e niente altro. Ecco, il problema che si porrà, come giustamente ha detto lei, non tanto per i virus che hanno circolato, che per esempio abbiamo avuto i casi, come voi sapete bene, li avete ben anche descritti, i casi di dengue o i casi di West Nile, che sono comunque forme virali che danno febbre eccetera, ma che però hanno anche interessamenti articolari importanti, quindi si distinguono facilmente. Quello che invece ci preoccupa, ma voglio dire si risolve, sarà l'inverno, quindi la stagione invernale, perché fare una differenziazione tra patologia legata al Covid e patologia legata all'influenza è estremamente difficile, quindi si fa solo facendo il tampone. Ecco. Quindi bisognerà fare i tamponi per essere sicuri, ma quello che dico sempre, bisognerà soprattutto vaccinarsi, in particolare per l'influenza, perché l'influenza è dirimente. Se io sono vaccinato per l'influenza, se chiaramente ho sintomi che sono uguali a febbre, un po' di disturbi respiratori, sicuramente in questo caso la diagnosi differenziale mi porta al Covid. Questo è un po' il ragionamento da fare. Senta, allora la campagna vaccinale per l'influenza quando dovrebbe partire? Guardi, il Ministero ha preparato le linee guida, la circolare, la Regione Veneto lo stesso. Credo che la campagna vaccinale, come tutti gli anni, adesso noi con ULSS attendiamo le indicazioni, partirà ad ottobre, come al solito per le categorie, in primis le categorie protette, quindi vuol dire i fragili, le persone che hanno patologie croniche importanti, cardiopatici, insufficienza renale, come al solito queste categorie che ogni anno vengono prese con attenzione e sorvegliate. E poi per gli over 60
e per i ragazzi inferiori a 7 anni, che sono diciamo le categorie più fragili, che devono comunque, ecco, se possibile vaccinarsi. Come lei sa, la campagna partirà con la grandissima collaborazione, come ogni anno, di Medici Famiglia, e poi anche il nostro Dipartimento di Prevenzione, che in prima linea farà anche, gli uomini del Dipartimento faranno anche loro le vaccinazioni. Senta, a chi è consigliato la vaccinazione contro il Covid? Allora guardi, consigliato sicuramente a tutti gli operatori sanitari. Ecco, io lo dico, me la farò, perché adesso ci sarà evidentemente una nuova formulazione legata alle varianti, ai sottogruppi che ci sono, e io la farò contemporaneamente all'antinfluenzale, perché si potrà fare, perché essendo bene o male girando per gli ospedali, essendo in contatto con persone ed avendo io ormai un'età tale che è bene che sia protetto, la farò. Poi chiaramente tutte le categorie a rischio, quindi è consigliata, non è obbligatorio, sia chiaro, a tutti gli operatori socio-sanitari, dall'RSA ovviamente agli ospedali. Perché? Perché in qualche modo, ecco, si evita di contrarla, ma soprattutto si evita di portarla a persone fragili. E poi a tutte le categorie che che le ho citato, che sono sostanzialmente tutte le persone con patologie croniche importanti, che quindi, oppure gli immunodepressi, eccetera, che hanno bisogno effettivamente di proteggersi per evitare forme aggressive che poi potrebbero portarli in rianimazione o addirittura anche purtroppo al decesso. Senta, direttore, in questi anni abbiamo imparato a conoscere diversi protocolli, no, per la gestione del Covid. Nel caso ci dovesse essere una diffusione, magari anche con sintomi blandi, mi viene in mente non per le persone a rischio, ma per i cittadini comuni e anche per i bambini, lei ritiene che possa essere utile che ci si attivi per emanare qualche protocollo scuola, cioè qualche protocollo che possa in qualche modo evitare di avere un appesantimento del sistema in generale, quindi non solo, voglio dire, dei ricoveri per la gestione di questo inverno? Sì, guardi, io credo che queste cose poi le deciderà ovviamente il Dipartimento di Prevenzione del Ministero in raccordo con i Dipartimenti di Prevenzione e delle regioni. Ma sono convinto che all'oggi, se questa è la diffusione, stiamo parlando quindi di 35 casi ogni 100.000 abitanti contro il 2022, che era già un anno favorente, che si parlava di 325 casi nella nostra provincia. Quindi se questo è il livello, già l'utilizzo di mascherine nel momento in cui uno abbia i sintomi e anche pure con la libera circolazione sicuramente garantirà le persone fragili. Sappiamo benissimo giustamente che le mascherine sono rimaste negli ospedali, sono rimaste nelle RSA, e questo è una garanzia sicuramente. Nella scuola, chiaramente, lo avevamo detto già in periodi più difficili di questo, sarebbe opportuno che il minore che va a trovare il nonno, che quindi è persona a rischio, se ha un po' di mal di gola, e questa fa parte della sensibilità dell'etica di ognuno di noi, e chiaramente si deve mettere la mascherina per preservare la persona a rischio, la persona anziana. Senta, lei consiglia alle famiglie, insomma, venete, in generale alle famiglie, di tenere sempre un po' di scorta di tamponi proprio per sgomberare il campo, visto che i sintomi potrebbero anche essere facilmente confusi? Guardi, ormai i tamponi sono i tamponi che danno un risultato velocissimo. Me lo sono fatto anch'io la settimana scorsa perché avevo un po' di mal di gola. Ho voluto fare ed ero per fortuna negativo. Le posso dire sì, assolutamente sì. È il metodo più efficace. Per fortuna sono stati inventati questi tamponi rapidi, veloci, che nel giro di pochi minuti ci danno l'esito e sono perfetti. Io credo quindi che valga la pena sì di avere una scorta, come è importante proprio per prevenire, per precauzione nei confronti degli altri, avere anche qualche mascherina a casa. Possiamo dire che il Covid non ci deve far più paura? Lo possiamo finalmente dire? Io direi proprio di sì, anche perché lo paragoniamo non solo un esperto, ma gli esperti lo stanno paragonando giustamente, solo clinici lo stanno praticamente sovrapponendo l'influenza. Dell'influenza effettivamente abbiamo un po' di paura per le persone a rischio, ma assolutamente per la maggior parte della popolazione assolutamente no. E poi mi creda, io sono anche della convinzione che i virus devono girare, perché il nostro organismo si deve difendere, si deve proteggere e deve creare gli anticorpi per difendersi rispetto ai virus, anche perché dovremmo abituarci che sempre di più saremo a contatto con virus nuovi, con virus di nuova
formazione, di nuova formulazione, per cui è bene che questi circolino. Grazie direttore per questa pagina Grazie dedicata all'inverno che ci attende. Grazie Francesco Benazzi, direttore generale. Buona giornata. Dell'ULSS 2, buona giornata anche a lei. Allora abbiamo citato la posa della prima pietra a Conegliano ieri per il blocco urgenze ed emergenze. Presente sul posto c'era anche il presidente del Veneto Luca Zaia, che è tornato su un'altra emergenza in questo momento sanitaria, che è quella delle liste d'attesa. Allora ve lo facciamo sentire. Se non hai i medici che fanno le visite non le fai mai. 3.500 medici, se li mettessimo idealmente su 3.500 ambulatori, avremmo con 10 visite al giorno a testa, che non sono tante, 35.000 visite al giorno. Voi capite che in 2 giorni azzeriamo anche la categoria D e andremo ad aggredire le altre categorie. 3.500 medici che mancano all'appello in Veneto dei 50.000 a livello nazionale e che in questo momento non sono nemmeno a disposizione del sistema sanitario. Colpa, dice il presidente Zaia, di una cattiva programmazione universitaria degli anni passati. Ora si sta cercando di recuperare a livello nazionale con nuove norme. Ma questi camici bianchi sarebbero fondamentali per dare una risposta concreta al tema liste d'attesa. In regione dal post pandemia si continua a lavorare per recuperare le 500.000 prestazioni inevase causa Covid. A giugno avevamo 100.000 persone in attesa, quindi non con un appuntamento, per la priorità 30 giorni. Oggi stiamo andando sotto le 40.000 e contiamo di azzerarlo. Siamo già azzerati per le 48 ore, per i 10 giorni, adesso stiamo aggredendo il target dei 30 giorni. A questo si aggiunge un altro dato particolarmente significativo. Quest'anno l'incremento di richiesta di prestazioni è del 20%. Questo dà una dimensione anche di quanto attenzione ci sia nella cura dei veneti. E la Regione Veneto ha deciso di dedicare una sezione del suo sito alla relazione sociosanitaria 2023. Abbiamo voluto una grande operazione di trasparenza. I cittadini, i media, le istituzioni, spiega il governatore, potranno accedere in maniera immediata ai numeri delle prestazioni, all'analisi statistica sulle liste d'attesa, al volume di lavoro svolto, a tutti i servizi attivi negli ospedali sul territorio. Chiunque potrà avere un quadro preciso su tutti i numeri della sanità veneta, un'operazione che spero, conclude Zaia, possa contribuire a diminuire il propagarsi di fake news e imprecisioni che spesso si sentono, talvolta, a beneficio di chi vorrebbe strumentalizzare tematiche complesse come l'offerta sociosanitaria del Veneto. E sicuramente a Conegliano i nuovi spazi con le nuove tecnologie introdotte potranno, oltre a smaltire le liste d'attesa, anche attrarre nuovi medici. Allora vediamo l'inaugurazione di ieri a Conegliano. Possiamo cadere? Ecco, Luca, 10.400 metri quadri di superficie, 288 posti letto, poco meno di 56 milioni di euro di costo complessivo, in gran parte finanziato con fondi PNRR. Sono i numeri del nuovo blocco urgenze ed emergenze dell'ospedale Santa Maria dei Battuti di Conegliano. In una logica di investimenti che stiamo seguendo in tutto il Veneto. Direi che questo forse arriva da buon ultimo, visto considerato che abbiamo realizzato tanto in giro per il Veneto. Ho ereditato 68 ospedali, ne riconsegno 68, ma sicuramente molto più in ordine e sicuramente molto più attrezzati. Si pensi solo al tema dei robot chirurgici, quando sono arrivato io forse c'erano 2 o 3, oggi ce ne sono quasi 40. Gli spazi che saranno realizzati nell'area dell'attuale parcheggio interno del nosocomio ospiteranno il nuovo pronto soccorso, la terapia intensiva, l'area materno-infantile, la degenza dell'area medica, l'ospedale di comunità e i servizi diagnostici. Sarà questo il primo passo verso un progetto complessivo di adeguamento del Santa Maria dei Battuti che vedrà la ristrutturazione o demolizione degli edifici esistenti. Grande attenzione sarà data alla tecnologia con apparecchiature d'avanguardia, tecnologia sulla quale ha ricordato il presidente Zaia la Regione investe 70 milioni di euro all'anno. Rinnovare, la sanità si rinnova anche ovviamente con i nuovi ospedali e con le nuove tecnologie. È un modo anche per richiamare giovani medici e anche quello di dare strutture che sono efficienti al massimo. I nuovi reparti saranno completati entro fine 2025. Per quella data si conta di poter avere a disposizione nuovi medici che oggi mancano all'appello. A fine 2024, come diceva il Presidente, inizio 2025 ci saranno i medici, solo che i medici sceglieranno anche dove andare e noi dobbiamo offrire strutture all'avanguardia e questo è un modo per attrarre i giovani perché così possono anche crescere professionalmente. Conegliano sicuramente riuscirà ad attrarre perché darà a questi uno strumento importante, l'umanità dei servizi, perché camere da 2
l'alta tecnologia, perché ci saranno, compreso il robot, tecnologia all'avanguardia, e soprattutto un ospedale anche ecologico. Chiudiamo la pagina della sanità, adesso invece saliamo in altopiano. Per noi c'è la nostra Vanessa Manzatto per la Kermesse, la manifestazione famosissima peraltro Made in Malga. Vanessa, buongiorno. Eccoci. Buongiorno Anna e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Come hai detto tu, ha preso il via ufficialmente Made in Malga, questa manifestazione giunta all'11ª edizione che propone formaggi davvero di altissima qualità. Accanto a me il presidente del consorzio tutela formaggio Asiago Fiorenzo Rigoni. Insomma, è partita col botto questa manifestazione. Sì, tantissima gente già da ieri mattina e oggi veramente c'è il pienone. Domani non sappiamo quanta gente ci sarà, perché se continua così è veramente molto affollata. Ecco la particolarità di questa manifestazione, formaggio, ma soprattutto tutto quello che ruota attorno al mondo del formaggio, un indotto anche economico, un indotto culturale, un intero territorio che viene in mostra qui ad Asiago. Sì, non solo il territorio dell'Altopiano, che ha una storia incredibilmente legata al formaggio, forse l'Altopiano e la zona di montagna che ha la storia più grande al mondo per quel che riguarda l'attività casearia, ma qui si possono assaggiare e assaporare i formaggi di malga di tantissime malghe. Solo per quel che riguarda il comprensorio dell'Asiago abbiamo circa una dozzina di malghe, tutte qui dell'Altopiano e della zona di Vezzena, sia la parte vicentina e la parte trentina. Ecco, tra l'altro la particolarità di questa giornata è stato il taglio della forma di Asiago, che ha ben 10 anni di vita. La particolarità di questo formaggio. Sì, questo è un formaggio eccezionale con un gusto che ha una persistenza che non si trova in altri formaggi. L'Asiago è un formaggio che si presta a lunga e lunghissima stagionatura, quindi qui abbiamo una forma di 10 anni, ma nei magazzini abbiamo anche forme di 12-13 anni. Perché provare a invecchiare così tanto un formaggio? È un po' una sfida anche. Sì, è una sfida, però come ci sono dei vini di annata eccezionali, qui abbiamo dei formaggi d'annata irripetibili. Certo. Poi Anna, avresti dovuto assistere proprio al taglio della forma, perché lo stesso presidente Rigoni quasi innamorato, ecco, assaporava anche il profumo che ha emanato il formaggio appena tagliato. Sì, appena tagliato, appena il gran maestro Gianni Rioni Stern ha tagliato la forma, sul palco siete sentita proprio una nuvola di profumo, un qualcosa di veramente eccezionale. Quali sono le altre chicche da scoprire in questi 2 fine settimana di Made in Malga? Qui ci sono gli Asiago DOP prodotto della montagna, e nelle varie stagionature abbiamo dal fresco con sicuramente il latte di pascolo, il fresco è anche stagionato con il latte, con il caglio vegetale. L'Asiago è l'unica grande DOP italiano che può usare il caglio vegetale da cardo, perché storicamente abbiamo dimostrato che si usava proprio questo particolare tipo di caglio. E tra l'altro per il primo anno a questa 11ª edizione di Made in Malga stanno partecipando anche le malghe dal Trentino. Sì, si sono associate al Consorzio Tutela diverse malghe dal Trentino, qui ne abbiamo un paio, più anche un caseificio trentino, che è addirittura il caseificio cooperativo italiano più vecchio d'Italia, risale al 1864. Insomma, c'è davvero tanto da scoprire qui ad Asiago, a Made in Malga. Io ringrazio il presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago, Fiorenzo Rigoni, ma prima di ricederti la linea, Anna, gli faccio così dire il motto di questa manifestazione. Il motto di in cimbro, giusto? In cimbro sì, il motto di questo nostro formaggio. Islebe un sarchese, islebe, evviva il nostro formaggio, evviva, evviva. E allora Anna, io ti ricedo la linea.
Grazie alla nostra Vanessa Manzato. Tra l'altro facciamo un passaggio curioso in questa nostra prima edizione da Asiago con il formaggio alle colline del Prosecco con il Prosecco, perché per noi sul posto c'è Lucio Zanatto in diretta da Valdobbiadene per raccontarci la rivolta di oltre 200 produttori. Lucio, siamo da te, eccoti, ci vediamo, buongiorno. Buongiorno Anna, no, non vi voglio parlare di formaggio anch'io perché già all'altopiano ne avete parlato abbastanza, io invece vi parlo del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, perché oggi c'è stato un incontro, anzi una conferenza stampa da parte di questa rappresentanza di produttori che rappresentano oltre 200 produttori di questa zona, proprio per ribadire una differenza, cioè la differenza del Conegliano Valdobbiadene rispetto agli altri tipi di Prosecco. Ho detto giusto, Francesco Giurotosian? Hai detto bene questa volta. Ecco, però diciamola tutta, voi insomma è un pezzo che ci marciate dietro a questa storia, ogni volta si torna sempre, sembra l'eterna canzone come direbbe mia nonna. Diciamo che è un pezzo che ci andiamo dietro, però quello che abbiamo chiesto mi sembra che sia una cosa legale, anzi devono agire e comunicare in una maniera univoca, chiamando un territorio con il proprio nome e non storpiature come succede spesso. Ecco, chi è il soggetto che deve, cioè il consorzio? Logicamente è il consorzio, che si chiama consorzio di tutela, però onestamente ultimamente non sta facendo tutela, anzi sta facendo molta confusione e questo a noi dà molto fastidio, perché c'è uno statuto e vogliamo che sia rispettato lo statuto. Però voi avete detto, mi rivolgo a Gianfranco Bortolin, che non volete andare in guerra con il consorzio. Assolutamente no, la guerra non serve a nessuno, noi chiediamo solamente un rispetto delle norme e della legalità, vogliamo essere chiamati per il nostro nome, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, niente di più e niente di meno. Ecco, perché per quelli che sono a casa ci deve essere questa differenza? Perché voi avete costi di gestione diversi e soprattutto se non viene marcata questa differenza il rischio è che qui poi, come dire, le nostre colline si svuotino, no? Certamente, allora partiamo dal presupposto che comunque sono due territori completamente diversi, è inutile alimentare continua confusione su questo benedetto nome Prosecco. Dal mio punto di vista noi siamo Conegliano Valdobbiadene, abbiamo le nostre colline dove il lavoro è completamente diverso dalla pianura, dove i costi sono ampiamente più importanti. Parliamo di 3 volte rispetto alla pianura. Bravissimo, forse anche 4, dipende poi dalla ripidità del singolo vigneto. E abbiamo un mercato che ci chiede identità, abbiamo un mercato che continua a metterci delle sfide davanti al percorso sempre più difficili, quindi se non riusciamo a costruire un'identità sempre più forte e sempre più consolidata sul territorio avremo sempre più difficoltà. Possiamo dire, Stefano Pola, che la linea deve essere un po' quella già presa da molto tempo, ad esempio dello Champagne, che definisce un territorio e definisce una denominazione? Sì, all'interno del consorzio sicuramente deve esserci un ufficio che fa tutela, un ufficio che controlla bene quello che succede all'esterno e all'interno della nostra denominazione, perché tutte le manifestazioni, eventi e quant'altro è giusto che si chiamino con un nome corretto, che è quello che chiediamo noi, quindi Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, è essenziale. Quindi diciamo una tutela legale. Questo spetta un po' al consorzio, sicuramente a loro stabilire che ufficio ci vuole, se è legale o un ufficio di rappresentanza diverso. Lascio loro la scelta, però l'importante è che siamo tutelati. Ecco Anna, tu capisci che questo è un momento un po' difficile perché come sempre si crea, diciamo così, un momento di contrasto, di confronto e questo confronto deve essere ribadito, nel senso che fino a qualche giorno fa loro rappresentavano 200 firmatari, adesso questi 200 firmatari che sono già diventati di più, Maurizio Favarel, tutti i nomi non me li ricordo, Maurizio Favarel, voi che siete, diciamo così, quelli che ci hanno messo la faccia, adesso avete intenzione di costituirvi in comitato. Esatto, abbiamo deciso di costituirci in comitato, quindi una figura con la quale possiamo interfacciarci con le varie istituzioni, quindi consorzio e altre figure. Questo comitato avrà il compito di segnalazione e monitoraggio di quello che è l'uso corretto del nome, che è quello che fondamentalmente noi stiamo chiedendo da ormai più di un mese. Domanda un po', come dire, pungente. Sarete più consiglieri o più spina nel fianco del CDA della DOCG? L'obiettivo è quello di essere soprattutto consiglieri, poi vedremo in seguito. Insomma, come dire, l'ascia di guerra è ancora sotterrata, però se non vi ascoltano... Dovremmo farci sentire ulteriormente, esatto.
Anna, hai domande? Perché qui hai capito la situazione è completamente diversa, una situazione dove si parla di un elemento, quello del Conegliano Valdobbiadene, all'interno di un mondo che è quello del Prosecco, davvero importante, anche perché ha, diciamo così, creato un'evoluzione nell'economia dell'intera Marca Trevigiana, per non dire del Veneto. Quindi qui sì, si parla di tutela di un territorio, ma si parla anche di un'economia che, se non stiamo un po' attenti, potrebbe avere qualche ripercussione non del tutto simpatica. Se hai domande? Grazie Lucio, per noi è sufficiente, rimandiamo ovviamente per i nostri telespettatori al servizio che realizzerai questa sera 19:30, poi lo manderemo in onda anche in Veneto 18:30 per far ascoltare la voce dei produttori del Conegliano Valdobbiadene. Grazie al nostro Lucio Zanato, arrivederci ai tuoi ospiti, perché noi dobbiamo aprire una pagina importante. Io vedo già collegato per noi Don Dante Carraro, direttore del QAM. Buongiorno Don Dante. Buongiorno a te Anna e a tutti i telespettatori. Siamo particolarmente grati a lei per la sua presenza, perché so che l'abbiamo intercettata in un momento, come dire, di pausa tra i suoi tanti viaggi nel continente africano. Lei è stato in una regione dell'Etiopia meridionale, in Sud Sudan, e partirà per il Centro Africa, è corretto? Sì, è così. Io sono stato la settimana l'altra in questa regione dell'Etiopia, a dire il vero nel nord proprio dell'Etiopia, e da lì sono passato poi in Sud Sudan e partirò inizio settimana per la Repubblica Centrafricana. Perché? Perché sono zone, situazioni, un po' tutta l'Africa. Abbiamo visto in questi giorni l'ultimo, anche il Gabon, che è in subbuglio un po'. E se posso, quella del Tigray, questa regione al nord dell'Etiopia, sapete che l'Etiopia è sul Corno d'Africa, 120 milioni di abitanti, il Tigray ne ha 8 di milioni, e c'è stata un conflitto interno tra il Tigray e lo Stato federale. È andato avanti 2 anni, gli accordi di pace sono stati per fortuna firmati di fatto a fine dell'anno scorso, inizio di quest'anno, e adesso si tratta di ricostruire. La situazione che c'è è l'esito di 2 anni e mezzo di un conflitto molto cruento, perché sono etnie diverse, con interessi anche economici poi legati al territorio, legati ai confini, legati al tema dell'acqua, che sono insomma difficili. E ultimamente con l'ingresso anche in questo conflitto dell'Eritrea, l'Eritrea ha invaso quella parte nord e gli scontri sono stati, devo dire, molto molto duri. Ripeto, bisogna ricostruire. Cosa vuol dire che bisogna ricostruire? Vuol dire che la guerra dopo alla fine fa questo, cioè nell'ultimo anno sono stati vaccinati 1 bambino su 10. Vuol dire che 9 bambini su 10 non sono vaccinati contro il morbillo, contro la pertosse, che ne so, il tifo, per dire, no? Il tetano neonatale uccide ancora tanti bambini, la mortalità da parto è raddoppiata. Ecco. E questo è il grande lavoro del QAM, Don Dante, mi permetta di ricordarlo ai telespettatori, il QAM che segue queste popolazioni portando salute, portando prevenzione e portando anche modalità di cura e strumenti, perché i nostri medici sono partiti e partono in continuazione. La sua presenza in Africa in questo momento va in qualche modo anche a vedere e monitorare come il QAM sta lavorando. Ma allora, Don Dante, le chiediamo, da veneti che stanno vedendo arrivare profughi sul territorio e che stanno vedendo anche le polemiche politiche che attorno a questo stanno nascendo, tra accoglienza sì, accoglienza no, ecco, posso chiederle un commento, posso chiedere un po' di raccontare, ecco, le ragioni di tante persone che continuano a scappare e provare anche È così. Parlo proprio dello specifico del Tigray. C'è stato questo conflitto e il sistema sanitario
in default, su 4 ospedali dell'area 2 sono stati bruciati e 2 funzionano al 30%. Quando capita questo, la gente scappa, cerca di trovare risposte altrove. E anche internamente, perché il grande fenomeno migratorio al 90% è intra-Africa. Faccio l'esempio di questa regione, 5 milioni, 6 milioni e qualcosa di abitanti, 500.000 persone che si sono spostate. Fra queste ci sono anche gli operatori sanitari, ci sono anche gli infermieri che scappano perché dicono qui non c'è sicurezza, non posso lavorare negli ospedali e scappo e trovo altre cose. Alcuni di questi poi arrivano anche ad attraversare il Mediterraneo e lì vediamo i drammi. Allora è fondamentale, assieme ad assistere chi rischia di morire annegato in questo fascia di mare che è diventato un cimitero, c'è un obbligo, io credo, morale, ma mi fermo qua, ma poi chi come noi lavora in questi paesi bisogna sostenere tenacemente, fortemente anche situazioni come queste che ho appena descritto, perché tanti giovani medici, infermieri, eccetera, che sono scappati, alcuni altri hanno provato a restare, per esempio. Allora, quelli che sono restati non hanno avuto il salario per 6 mesi. Adesso stiamo arrivando, stiamo iniziando, continuando a rafforzare il lavoro che stiamo facendo, e la prima cosa che abbiamo detto al governo locale è dopo gli accordi di pace, di dare i salari al personale. E noi da parte nostra aiutare loro a sentirsi motivati, a riparare gli strumenti diagnostici, riparare tutti gli strumenti distrutti dei laboratori, cominciare a dare assistenza alla gente, perché poi la gente a loro volta vivono adesso in questi campi profughi, perché per esempio nel Tigray su 6 milioni di abitanti, dicevo prima, 500.000 si sono sparpagliati in altre aree. E dove vivono? Vivono in questi campi. Io adesso non oggi, ma insomma voglio dire, ho delle foto, dei filmati che abbiamo fatto, dove vedi in questi campi gente che rimane là. E allora è fondamentale le risposte, darle lì dove succedono queste cose, in primis. Poi qualcuno di questi anche attraversa il Mediterraneo e va bene, ecco. Ma è tanto importante, vale per l'Etiopia, ma poi mi sono spostato in Sud Sudan. Il Sud Sudan ha numeri, purtroppo è così, l'Africa adesso sta vivendo un momento legato anche alla guerra in Ucraina, perché per esempio anche l'Etiopia di cui parlavo prima, c'è stata una svalutazione della moneta con la crisi internazionale che c'è stata, la crisi del grano, le speculazioni finanziarie che ci sono state, il dollaro è un dollaro fortissimo, le monete locali hanno perso il 35% del loro valore insomma, commerciale. No? Cioè, una volta riuscivi a comprare tot, adesso compri 35% in meno. Allora dico, a fronte di questo, ovvio che la gente cerca risposte. E allora è tanto, lo ribadisco, tanto importante proprio lì dove vivono, perché fra l'altro sono loro che ci chiedono. Io ho visto, quando ho visitato l'ospedale di Shire, uno di questi 4 ospedali, un po' più importante, quel team di 7-8 giovani medici etiopi mi guardava con 2 occhi a dirmi: Don Dante, stateci vicino, non vogliamo scappare, vogliamo dare e fare tutta la nostra parte, però aiutateci a metterci in condizione di poterlo fare. Quindi serve consapevolezza, no? Anche da parte di chi è qui, del lavoro che deve essere fatto non solo appunto per evitare gli sbarchi, ma per sanare questi territori che sono martoriati dalla guerra, che sono martoriati dalle crisi. E grazie a lei, che è un testimone diretto di questa situazione, dei vostri medici che partono. Quanti sono ad oggi sul territorio? Ci dia qualche numero del QAM, Don Dante. Noi dunque 73 anni di vita con l'Africa. Questo è il primo dato che mi sento di dire, lo dico perché quando uno dice aiuti l'Africa, sì, sono 73 anni che spendiamo le nostre vite
con quella gente, con quelle situazioni. Vabbè, sono 23 gli ospedali che stiamo sostenendo, 4 di questi sono in Etiopia e adesso inizieremo a sostenere fortemente anche l'ospedale di Shire, proprio nella zona del Tigray. Abbiamo 4 scuole per infermieri e ostetriche, perché è un paese lì vicino come il Sud Sudan, con un'ostetrica ogni 10.000 mamme che devono partorire, come fai? Allora, per esempio, l'altro ospedale che ho visto, l'ospedale di Lui, abbiamo l'ospedale dove fra l'altro è appena tornato il Vincenzo Riboni, il dottor Vincenzo Riboni, un vicentino che è appena tornato, proprio è tornato con me l'altro ieri, e in questa scuola, vicino all'ospedale c'è la scuola, e anche lì stiamo formando 20 nuove ostetriche locali. Queste sono le risposte concrete. Poi dicevo 4 scuole infermiere, una facoltà di medicina in Mozambico. Abbiamo oltre 1.300-1.400 centri sanitari distribuiti nei vari territori, e poi abbiamo, insomma, l'anno scorso, e questo è un dato certo, nel nostro annual report l'abbiamo messo, 4.000 persone che lavorano con noi, di cui il 90% africani. Questo lo dico anche perché organizzazioni come le nostre vivono anche perché c'è un grosso contributo di giovani africani che non hanno, io lo ribadisco perché questo è vero, non hanno nessuna voglia di spostarsi da sto continente. È che le condizioni a volte sono tali per cui cercano risposte, e qualcuno di questi, ma ripeto, il 90% del fenomeno di spostamento è intra-Africa. Ecco, e quindi ecco, il tentativo che facciamo noi è 10%, che vuol dire quasi 350-400 medici, infermieri, ostetriche, tecnici, eccetera, che sono italiani, e gran parte di questi sono giovani. Io lo dico perché tante volte anche il nostro paese viene rappresentato come questi giovani sfaticati, che non hanno voglia, demotivati, che perdono tempo. Ci saranno anche questi, ma io testimonio quanti giovani e giovani, cioè maschi e femmine, tanto di più che medicina adesso si sta femminilizzando, quindi sono tantissime. All'ospedale di Lui, dove sono stato, c'erano 2 giovani dottoresse e uno senior italiano che viene da Torino, che ha sostituito Vincenzo Riboni. 2 giovani, vuol dire giovani 30 anni, 29, 30, 31 anni, gente che ha piena di energie, capacità, ha studiato 10 anni, 6 anni di medicina, 5 anni, 4 anni di specialità, quindi gente che si mette al servizio, 2 giovani, 2 ragazze e un ragazzo. E allora dico, c'è un'Italia silenziosa, a volte nascosta, a cui dare voce, perché c'è dentro questo nostro paese anche una sorgente di solidarietà, di vicinanza, di impegno concreto che è grande, e a me fa bene anche come prete, e lo dico perché di sì. Don Dante, grazie per averci regalato una narrazione diversa rispetto a quella che purtroppo siamo abituati a sentire, soprattutto in questi giorni. Buon lavoro a lei e a tutte le persone, medici, volontari, operatori, che oggi lei con la sua presenza ha rappresentato, e buon viaggio per il suo prossimo. Grazie Anna, e grazie a tutti i telespettatori. Arrivederci. Don Dante Carraro, direttore del QAM, Medici con l'Africa QAM. E allora noi, per restare in tema profughi, ci colleghiamo con la nostra Chiara Gaiani, perché stanno arrivando gli arrivi, e Padova è la città del Veneto che più ha accolto fino ad ora. Facciamo il punto. Chiara, buongiorno, ben ritrovata. Un buongiorno da Padova, siamo all'interno della sede del Comitato della Croce Rossa di Padova con il presidente Gianpietro Rupolo, che ringraziamo per la sua disponibilità. Emergenza migranti, Croce Rossa in prima linea fin da subito come supporto logistico. A Padova si stanno accogliendo in questo momento sicuramente oltre un centinaio di persone. Voi effettivamente avete dato un supporto logistico nella predisposizione dei letti. A che punto siamo in questo momento? Beh, al momento attuale, mentre parliamo, noi abbiamo, su richiesta della prefettura, dispiegato 50 letti, temporanei ovviamente, alla San Benedetto da Norcia, in via Cave, 35 letti sono alla Dorighello, in via Dorighello, e 42 letti sono stati invece posti a Ferriole.
Parliamo quindi di 2 palestre delle scuole e poi di una palestra comunale. Certo. Sì, 2 palestre delle scuole e una palestra comunale che è quella di Feriola e Selvazzano. Noi al momento ci è stato detto da questo punto di vista, quello squisitamente logistico, se potevamo contribuire con un'altra ventina di letti, li abbiamo, ma non abbiamo avuto informazioni dove dobbiamo metterli. Sappiamo che deve arrivare un altro arrivo di migranti in città, ma anche su questo non abbiamo informazioni al momento. Ecco, da un punto di vista della gestione sanitaria che voi state ovviamente fornendo come supporto, qual è la situazione e anche insomma che tipo di sensazione, che tipo di ritorni ha dagli operatori che comunque stanno lavorando all'interno di queste strutture, operatori della Croce Rossa? Beh, noi affianchiamo gli operatori delle cooperative soprattutto nel momento della distribuzione dei pasti. Dal punto di vista sanitario noi facciamo delle visite nelle palestre calendarizzate secondo un calendario concordato con le cooperative e con le prefetture. La scorsa settimana l'abbiamo fatto per 2 volte. E poi forniamo una reperibilità nell'ambulatorio che è alle mie spalle, che è l'ambulatorio del Comitato di Padova, dove c'è un team reperibile a casa se ci sono bisogni, in modo da non intasare eventualmente il pronto soccorso. Al momento attuale la situazione sanitaria posso veramente essere tranquillizzante, assolutamente sotto controllo. Non abbiamo trovato nessuno positivo al Covid, per esempio. Abbiamo ricoverato soltanto 2 giovani, ma per problemi internistici oggettivi. Ci siamo fatti carico di una quantità, direi tutto sommato abbastanza limitata, di problematiche minori, insomma piccole ferite, problemi agli arti e altre cose. Quindi dal punto di vista sanitario la situazione è controllata e assolutamente non allarmante. Anche da un punto di vista proprio della gestione delle persone che sono all'interno, ha dei ritorni dagli operatori che comunque quotidianamente dialogano con queste persone? A quello che risulta a me, problematiche principali ovviamente non ce ne sono, c'è la problematica di qualche allontanamento, ma questa, come dire, va messa nel conto. Ecco, prima di iniziare questa intervista lei ci raccontava ovviamente che c'è il contatto diretto con Lampedusa, con il comitato che sta assistendo questo, che lavora nell'isola, pare insomma che gli sbarchi siano diminuiti in questo momento. Allora, a Lampedusa c'è un comitato certamente, ma la gestione dell'hotspot è fatta dal comitato nazionale che vi impiega 120 operatori, 50 dipendenti e 70 volontari che si turnano. Ci sono sempre dei volontari di Padova presenti, ma da dichiarazioni, da informazioni che ho nella giornata di ieri, la pressione in questi giorni sembrerebbe un po' in diminuzione. Il motivo verosimilmente sarà di carattere meteorologico, ma in ogni caso con questo tipo di criticità è anche questa una buona notizia. Un'ultima domanda, ci sono nuovi arrivi a Padova, in ogni caso voi siete pronti? Noi siamo pronti per nuovi arrivi, se ci verrà chiesto di renderci disponibili anche nel momento dell'accoglienza. Noi abbiamo un team che è quello del settore emergenze che si è attivato il 15 di agosto e che è tuttora in allerta. Benissimo, allora noi davvero ringraziamo Gianpietro Rupolo, ricordo presidente della Croce Rossa di Padova. La situazione degli arrivi ovviamente noi come redazione continueremo a seguirla. Ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Francesco Ratai da Padova, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Chiara Gaiani anche per averci aiutato a fare il punto sulla situazione arrivi e accoglienza a Padova. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, poi voleremo al Lido con il nostro Lorenzo Maier per fare il punto sulla mostra del cinema e poi non potevamo non fare un passaggio a Montebelluna per il Palio del Vecchio Mercato. A tra poco. Antena 3 prima edizione, ancora buongiorno e ben ritrovati a tutti voi. Come promesso siamo al Lido per l'80ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Per noi il nostro Lorenzo Maier inviato per questa edizione. Lorenzo, raccontaci oggi che giornata sarà. Buongiorno. Buongiorno Anna, te e ai nostri telespettatori. Oggi è una giornata importante perché la mostra entra nel weekend che è da sempre un momento topico di ogni festival, perché ovviamente con il fine settimana aumentano anche sicuramente le presenze, quindi è stato costruito dal direttore Barbera
da tutto il team della Biennale un programma molto, molto ricco. Oggi è la giornata anzitutto del compleanno della Mostra del Cinema, infatti davvero auguri a questo festival. Per celebrare la Biennale ha scelto una via sobria ma comunque molto suggestiva, verrà proiettato un documentario che vede uniti nella produzione l'Italia e la Francia, che ripercorre gli 80 anni del festival, e poi prima anzi di questa proiezione, che è una proiezione diciamo di festa di buon compleanno, ci sarà il Leone d'Oro alla carriera a Tony Leung, che verrà consegnato dal presidente Roberto Cicutt e dal direttore Barbera, e quindi davvero due momenti molto importanti nel pomeriggio in Sala Grande, in quella che è un po' la culla di questo festival. E poi oggi è la giornata che vede tra i film in concorso Adagio di Stefano Sollima, il terzo film italiano in concorso, anche questo molto atteso, un programma davvero molto ricco tra oggi e domani. A questo proposito, Anna, se sei d'accordo, farei partire le due brevi interviste che abbiamo realizzato al cast di Felicità, la regista Michaela Ramazzotti, attrice che era appunto all'esordio in regia, e a Max Tortora. Max Tortora, allora ci racconta un po' questo film e la tua presenza sempre qui a Venezia, ti accogliamo sempre con grande gioia. Grazie caro. Dunque è un film che intanto mi fa tanto piacere averlo fatto, mi ha fatto tanto piacere essere stato scelto, perché questo è veramente un film in cui ognuno di noi, ogni attore è stato da Michaela volutamente scelto, proprio hanno scritto proprio pensando a chi lo doveva interpretare, quindi è stato lo trovo un gesto d'amore, ecco. Parlando con Max Tortora di questo film ha detto che si chiama Felicità e che ha dato a lui molta felicità nell'interpretare questo personaggio. A lei cosa ha dato? Molto coraggio e mi ha dato forza e questo è il ricordo che ho di questo film, coraggio, la forza, la faccia tosta di mettermi a fare un film da regista. C'è voluto un po' di sfacciataggine ovviamente da parte mia. Io volevo raccontare la storia di un'emancipazione di due fratelli da una famiglia patologica, da una famiglia malata, una famiglia che si approfitta di continuo di questi due figli. È come se fossero un mostro a due teste questi due genitori molto protagonisti di questa famiglia, mentre i coprotagonisti sono i figli, mentre invece nella famiglia i protagonisti che devono spiccare il volo dovrebbero essere i figli, no? E quindi mi piaceva il rapporto un po' vittime, i figli, carnefici, i genitori. Ecco Lorenzo, abbiamo sentito l'intervista a Michaela Ramazzotti, ma so che tu hai raccolto anche un'altra intervista. Intervista un po' più ovviamente istituzionale, perché c'è sì il mondo del cinema, ma c'è anche un po' tutte le varie istituzioni che in questi giorni arrivano a Venezia. Ricordiamo, domani non c'entra con il festival, ma un altro momento istituzionale molto importante sarà quello della legata storica. In questi giorni qui a Venezia presenza fissa, direi, la sottosegretario ai beni culturali Lucia Borronzoni, che è un po' una presenza fissa qui a Venezia da molti anni, viene qui con vari ruoli, la senatrice, è già stata ovviamente anche in precedenti governi sottosegretario ai beni culturali, e ha parlato un po' della centralità di Venezia in questo momento, in questi ultimi mesi, nell'ultimo anno. Se sei d'accordo la facciamo sentire. Sottosegretario, grazie per essere con noi. L'impegno del Ministero per Venezia. L'impegno del Ministero per Venezia è sempre tanto. Quest'anno stiamo cercando di raccontare all'interno di questo festival le novità e i cambiamenti che vogliamo fare nel Ministero. Uno su tutti, ieri abbiamo fatto un incontro per raccontare l'internazionale, perché riteniamo che sia fondamentale portare in giro il Paese Italia e i nostri artisti. Come vede la città non solo in questi giorni, ma in questo ultimo periodo, con tutte le iniziative che ci sono state? Venezia
si sta anche modificando tanto perché c'è stato un grandissimo investimento sul PNRR, su Venezia, attraverso anche la Biennale di Venezia, perché sono arrivati tanti fondi, e poi comunque sta diventando sempre più centrale, sempre più viva nella discussione internazionale, non solamente quella legata al cinema, ma questo dobbiamo ringraziare una Biennale che è forte, che ci racconta dalla fotografia all'architettura, insomma ci racconta l'arte in generale. Credo sia importante perché comunque quando si parla di cultura parlare d'Italia è centrale, e come detto all'estero ci vogliono i nostri prodotti e vogliono che noi ci raccontiamo. Ogni tanto siamo noi magari che ci sottostimiamo. Può fare un saluto ai telespettatori di Antenna 3 da parte del sottosegretario? Certo. Una dedica. Un saluto a tutti voi, seguiteli perché sono veramente bravi e perché raccontano veramente le storie e il nostro paese in modo giusto e corretto. Lorenzo, grazie per essere stato con noi, ovviamente ci sentiamo anche domani per monitorare la mostra del cinema. Grazie Lorenzo, arrivederci. A voi, a voi. E allora noi da Venezia andiamo a Montebelluna per un altro grande evento. Io vedo già collegato Nicola Palumbo, presidente dell'ente Palio, per insomma il Palio che ormai da giorni sta animando Montebelluna, e poi domani vogliamo anche ricordare la lunga diretta qui su Antenna 3. Buongiorno Nicola. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Siamo già stanchi qui, però siamo in piedi e teniamo botta. Spero tutto bene. L'entusiasmo non manca, no? L'abbiamo vista Nicola portare avanti anche con forza e con passione, no? il Palio del Vecchio Mercato, e in qualche modo volerlo anche paragonare a tante altre manifestazioni che ci sono. Poco fa c'è stato anche quello di Siena, e lei ha fatto proprio un bel paragone andando a raccontare quali sono le origini, qual è la forza del Palio del Vecchio Mercato, qual è, la raccontiamo ai telespettatori invitandoli anche ad esserci domani. Beh, allora, prima di tutto Siena per noi è un riferimento molto alto, molto importante, quindi non vogliamo essere già oggi come loro che rappresentano la storia di tutti i pali d'Italia. Noi siamo alla 33esima edizione, per cui è un palio relativamente giovane, ma racconta una storia antica, una storia di fine Ottocento, quando il mercato, la ragione per cui questa città nasce, si teneva in cima alla collina del Mercato Vecchio. Per centinaia d'anni il mercato si è tenuto lì e ogni mattina i mercanti portavano i loro prodotti tipici alla vendita. Per farlo dovevano fare una salita molto dura, portando con i loro carri, con il loro bestiame, le loro merci nella vetta. Noi per ricordare, per rievocare quella fatica, quello sforzo, ogni anno, la prima domenica di... Attenzione, stiamo perdendo il collegamento, Nicola. Chiedo scusa, ma mi hanno telefonato. Chiedo scusa, mi hanno telefonato. Scusi. Niente, nessun problema. Chiedo scusa, non so se siamo ancora... Sì, Mi hanno telefonato perché sono col telefono ed è un massacro. No, e pensi che chi mi ha telefonato è mia nonna che mi sta guardando su Antenna 3 e quindi fa un po' di confusione, ma non importa. Allora fa molto ridere questa cosa. No, dicevo, noi ogni anno per ricordare questo sforzo, questa grande fatica, la prima domenica di settembre 11 contrade in rappresentanza dell'intera città si sfidano spingendo un carro del peso non minore di 380 kg lungo la salita che porta al Mercato Vecchio. Negli anni poi l'evento è cresciuto. Abbiamo inserito da qualche anno il Palio Donne, che quest'anno raggiunge la parità con i maschi, per cui 11 squadre anche di ragazze, con un peso un po' inferiore per motivi chiaramente di fatica, di sforzo veramente al limite, e un percorso un po' più corto, però grande spettacolo. Oggi correranno loro, tocca proprio alle nostre donne, dalle 17:30. Insomma, io ora, per chi non lo sapesse, sono al mercatino storico che si svolge il sabato, quindi oggi, dalle ore 8 alle ore 19, è pieno di gente, postazioni, bancarelle tipiche. Qui abbiamo la contrada di Busta che ha come prototipico l'insaccato. Spero di non fare questa fine, perché se vado avanti così. Però Nicola, visto che lei è con il telefono, riesce a farci una carrellata di quello che c'è alle sue spalle? Ci proviamo allora, a fare questo live. Tentiamo, ovviamente non avendo l'abilità dei vostri cameraman potrei fare anche qualche, però insomma cerco di fare bene. Allora vi porto in giro. Questa è la postazione di Busta, vede? Sì, questa è una contrada che vende come prodotto tipico l'insaccato.
Ora andiamo avanti e le faccio vedere tutto il resto, anche se forse non c'è tutto questo tempo, ma qui abbiamo Caonada, che è una contrada che ha come prodotto tipico il formaggio, ma già è andato molto bene perché ne sono arrestati pochi, insomma, già da questa mattina presto che sono in vendita. San Gaetano, patria della calzatura, noi montebellunesi siamo anche noti per essere di produttori di calzature, loro rappresentano proprio la scarpa come prodotto tipico. Contea con i fiori, adesso salutate ragazzi, benissimo, questa è un po' l'area di festa, ora passo da quest'altra parte, verso la camminata è piuttosto lunga, per cui non vorrei annoiare i vostri telespettatori, però stiamo andando nell'altra parte dove si tengono le altre postazioni, tra cui Biadene, che ha come prodotto tipico l'osteria. A Biadene c'è l'osteria più antica della nostra città, che più che altro non è una merce tipica, ma è un modo di convivialità. Abbiamo visto, ecco, alle sue spalle c'è un palco molto grande. Nicola, quanti mesi ha richiesto la realizzazione del Palio del Vecchio Mercato? Quanti mesi di lavoro, quanti mesi di preparazione? Perché stiamo vedendo, oltre agli stand, ai figuranti, poi insomma anche la preparazione delle squadre. Abbiamo visto un palco degno davvero di grandi manifestazioni. Sì, beh, sono 9 mesi circa, si inizia a gennaio a mettere giù le prime idee, a contattare i fornitori, quelli più importanti, a mettere in moto la grande macchina del Palio, che però in realtà non si ferma mai, perché si termina qui a settembre, lunedì è l'ultimo giorno, si sistemano un attimino le cose, i conti, si riposa un mese, ma poi si riparte già. Gli atleti si allenano tutto l'anno, gli sfilanti pensano già tutto l'anno, perché le idee non le comandi, quando arrivano le devi cogliere, quindi è un lavoro costante, una ruota che quando si mette in moto poi genera energia, passione, volontariato, e questo è una bella cosa non solo per noi Palio, ma per la città intera e per tutti coloro che vivono queste tradizioni con grande spirito, come cerchiamo di fare noi. Il Palio è l'identità sostanzialmente, no? Di Montebelluna. Essenzialmente sì, pensi che questo centro, il centro della città che c'è oggi, sorge proprio per il mercato nuovo. Nel 1872 il mercato si sposta dalla vetta del mercato vecchio, scende sul piano, ma per farlo serve una struttura, una piazza, un sistema di strade adatto per un mercato così importante. Ecco che per fare ciò, in 5 anni, un tempo record se si pensa alla burocrazia che abbiamo oggi in Italia, si costruisce il centro città così come lo possiamo ammirare oggi. Non a caso la nostra loggia si chiama dei grani, perché lì si allocava il grano. Le nostre piazze prendono nome da il prodotto, la merce o il bene che ci andava a vendere. I bovini, le granaglie, il pollame. Poi negli anni chiaramente la città ha preso altre forme. Oggi le piazze hanno nomi diversi, dedicate ai grandi artisti, ai grandi storici, così come in ogni città del mondo. Però ancora oggi se uno passa legge sotto è già piazza dei polli, già piazza delle calzature, già e questo la dice lunga sulla nostra storia. Nicola, grazie Presidente. Ente Palio, grazie. Ricordiamo dalle 13:30 domani la diretta, poi anche questa sera insomma abbiamo preparato un servizio per raccontare e riassumere un po' quella che sarà la giornata di domani. Ovviamente Nicola Palumbo, buon lavoro a lei e a tutta la squadra che oggi ha rappresentato. Arrivederci, buon lavoro. Siamo alle battute finali, vi ricordo che dopo di noi andrà in onda il film Giovanna d'Arco con una meravigliosa Ingrid Bergman. Non perdete davvero il grande cinema di Antenna 3. Ora le previsioni del tempo. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Alle 18:30 TG Veneto e torna l'informazione. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex Novo Mercatino dell'Usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Benvenuti al Meteo. Settembre al via con sole e caldo gradevole grazie alla presenza dell'anticiclone. Vediamo il dettaglio della giornata di sabato. Sul Veneto sarà una splendida giornata all'insegna del sole con cielo sereno o al massimo velato, innocue velature in corrispondenza dei rilievi.
Temperature in contenuto aumento, minime tra 13 e 20 gradi, massime comprese tra 24 e 29 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso bel tempo con ampio soleggiamento e cielo limpido senza piogge. Temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà anche in questo caso soleggiato con limitati addensamenti nel corso del pomeriggio. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.